È morto mentre stava lavando il suo camion. Quasi di certo Sinisa Kosic, 54enne dipendente della Panizzolo Autotrasporti di Carmignano di Brenta, è caduto dall'alto della motrice o dell'autocisterna battendo la testa al suolo. L'hanno trovato così, già senza vita, alcuni colleghi verso le 9:15 e hanno dato l'allarme. Kosic era nato in Bosnia e Erzegovina e risiedeva a San Vito di Leguzzano, nell'Alto Vicentino. Sarà l'autopsia, che verrà effettuata dal medico legale Rossella Snenghi, a spiegare cosa possa avere causato la caduta dell'autista, che pare fosse da poco rientrato in sede, nella zona industriale artigianale di Carmignano di Brenta, da una consegna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione e quelli del nucleo investigativo di Padova, personale del 118 e dello Spisal. Il sostituto procuratore Marco Brusegan ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo, ma senza nessun indagato.